Test di controllo della positività del coronavirus anche per strada. Campione, la regione annuncia un aumento dei tamponi, le mascherine potrebbero essere prodotte in Veneto. Nella Marca trevigiana i contagi sfiorano i 400, stasera i morti sono saliti a 30, primo decesso in giornata all'ospedale di Montebelluna. Nell'ULSS 2 ci sono anche 43 pazienti già dimessi, allestiti all'ospedale Cafoncello 7 nuovi posti in terapia intensiva, organizzate videochiamate tra pazienti in reparto e familiari. Riduzione delle attività produttive ai servizi essenziali per il Paese e sicurezza per chi deve continuare a lavorare, siglato nella notte l'accordo governo-parti sociali. Nel bellunese l'appello del questore Fredella, attenzione a truffe e raggiri messi in atto da malviventi senza scrupoli che approfittano delle persone più fragili, a cominciare dai pensionati. La musica cantata e suonata dai balconi delle case diventa la colonna sonora di questi giorni di isolamento. Contro la paura si canta tutti assieme. Sui lenzuoli e cartelloni fioriscono gli arcobaleno di incoraggiamento. Mandateci le vostre foto e i vostri video per dire a tutti che andrà tutto bene. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano subito i dati dei contagi in Veneto che sono stati diffusi pochi istanti fa dalla regione. 1994 più 57 rispetto a questa mattina per quanto riguarda Treviso. I nuovi casi sono 16, ricoverati in Veneto 596 più 229 rispetto a stamattina, 125 dei quali sono in terapia intensiva, più 6 rispetto all'ultimo bollettino. I dimessi sono 118, mentre il numero dei deceduti, dei nuovi deceduti, sale a 5 a Treviso. I nuovi decessi sono di una signora ultra ottantenne deceduta nel reparto di medicina Montebelluna e un 66enne ricoverato in pneumologia a Treviso. Questi dunque i dati di oggi. Saluto subito il governatore del Veneto Luca Zaia che ci ha raggiunto anche questa sera. Buonasera governatore, grazie per essere qui con noi. Questo dunque il punto della situazione a questa sera. A che punto siamo, nel senso che la curva insomma continua a crescere e c'è preoccupazione? Guardi, noi abbiamo il dato che i due dati che ci interessano sono purtroppo i morti, che sono una cinquantina, e i 125 in terapia intensiva. Questa non è un'influenza. Ci avevano educato i nostri scienziati nazionali a dire che sarebbe stata un'influenza, l'influenza non fanno questi casini, questi danni. Dall'altro devo dire che noi siamo ancora qui a ringraziare da un lato i veneti per questo sacrificio che stanno facendo, che abbiamo chiesto, che è quello di restare isolati in casa, di rispettare le regole e di non uscire di casa. E se facciamo questo lavoro, lo facciamo bene, alla fine avremo dei risultati importanti. Cioè, l'obiettivo è quello di non riempire gli ospedali di ammalati e fare in modo che si possa sempre avere un letto libero per l'ultimo paziente che arriva. Se non sarà così, se non si seguiranno le regole, dico che i nostri modelli lo dicono chiaramente, ci saranno più pazienti di letti disponibili. Non possiamo avere letti per tutti perché è un fatto anche di sostenibilità, non abbiamo neanche i medici per tutti a quel punto. Ecco, le sembra che i cittadini abbiano compreso finalmente Assolutamente questo sì, messaggio? guardi, al momento io devo ringraziare i veneti, grande senso di responsabilità, di solidarietà, senso di comunità, ce la ricorderemo tutti questa vicenda, non durerà poco perché il modello nostro ci dice che gli ultimi pazienti, ma stiamo parlando di un modello matematico, che gli ultimi pazienti in maniera residuale ce l'avremo a fine giugno, primi di luglio. Però il culmine di questa partita ce la giochiamo in questo mese, fino a diciamo, metà aprile, maggio dovremo avere diciamo, l'inizio della discesa. Ovvio è che dobbiamo arrivarci con gradualità, dobbiamo arrivarci rispettando le regole, che sono quelle della distanza, ma io direi che superiamo anche questa regola. Non dobbiamo avere distanze, non dobbiamo incontrare nessuno, brutto dirlo, ma dobbiamo avere rapporti al minimo. Ovviamente poi c'è tutto il tema di chi deve uscire di casa, che deve andare a lavorare, che deve andare a fare la spesa, che deve avere delle protezioni, e questo è un altro tema sul quale si può ragionare. Però è fondamentale che i veneti continuino a tenere la barra dritta. Responsabilità, non uscite di casa. Io ho fatto quell'appello, qualcuno ha detto ma è stato troppo duro. È meglio una medicina cattiva che ti cura piuttosto che una pacca sulle spalle. Oggi serve la medicina cattiva.
Si è pensato anche delle campagne shock, no? In questo senso, Ma sì, guardi. Alle volte quando uno vede che cosa sta succedendo in questo momento nelle rianimazioni, magari ci pensa prima di uscire di casa. Posso dare un consiglio? La facciamo da soli la campagna shock. Andate su internet in casa, insomma qualcuno ha modo di collegarsi. Scrivete paziente terapia intensiva, paziente rianimazione e vedrete che vi vengono fuori un sacco di foto con persone intubate. Quello è quello che produce il coronavirus se noi non rispettiamo le regole. Ecco, dopo l'annuncio nel corso del punto stampa di questa mattina, governatore Zaia, nel quale lei ha parlato di questa nuova campagna a campione, insomma, che verrà effettuata ai Veneti per i tamponi, abbiamo ricevuto veramente centinaia e centinaia di telefonate in redazione, di mail, di persone che chiedono dettagli, che vorrebbero fare il tampone perché magari si considerano più a rischio o comunque perché semplicemente hanno paura. Come procederà nel dettaglio questa campagna? Intanto noi siamo la comunità al mondo che ha fatto più tamponi. Glielo dico con un sorriso perché mi sono preso una vagonata di insulti, di parole 20 giorni fa, no? Magari anche quelli che chiamano adesso per fare il tampone, a loro dicevano Zaia è fuori di testa. Noi abbiamo fatto 6.000 tamponi a Vo, 3.000 all'inizio e 3.000 alla fine della vicenda di Vo. Ovviamente quelli sono stati fatti anche da un punto di vista, all'inizio per mettere in tranquillità la comunità che si è ritrovata per prima, diciamo, a livello europeo 2 contagiati. Dalla sera alla mattina. Dalla sera alla mattina. Ma vi ricordo che le linee guida non prevedevano i tamponi, per questo ci hanno attaccato. Io sono anche quello che ha proposto l'isolamento fiduciario dei ragazzi che dovevano rientrare a scuola e venivano dalle aree infette della Cina, apriti cielo. Poi abbiamo capito che il tema del tampone è fondamentale perché quando hai un positivo hai tutta una verifica dei contatti. Allora il tampone non è una cura. Vorrei spiegare che non è questa è un'attività scientifica che facciamo con il professor Crisanti all'Università di Padova per avere il modo di identificare con un sistema diciamo anche statistico e matematico nel territorio più positivi che possiamo, perché più positivi asintomatici troviamo e molto probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi non diventeranno mai dei malati, non è che li portiamo in ospedale, gli diciamo di stare in casa, perché abbiamo visto dalla nostra esperienza che quando identifichiamo un sintomatico, un positivo col tampone, isolandolo questo diventa negativo dopo 15 giorni, quello che è le 2 settimane, e abbiamo risolto tutto il problema della corte, come si dice, no? Di tutti coloro che lo frequentavano. Contatti che quindi lui avrebbe potuto continuare a Questo è il senso dei tamponi. Attenzione che non vorrei che qualcuno pensasse, mi fanno il tampone e quindi mi curo subito e ho risolto il problema. Non c'entra niente con questa visione. Il tema del tampone è identificare il positivo e metterlo in isolamento. E quindi come procederete? Procederemo con un progetto che spiegheremo, ma voglio anche ricordare che noi nel frattempo tamponi ne facciamo tanti, siamo già a 30.000 tamponi, cioè c'è un'attività scientifica che è quella con l'Università di Padova, ce n'è poi una di clinica di quotidianità che facciamo anche con l'Università di Padova, ma facciamo con tutte le nostre microbiologie e con tutti gli ospedali del Veneto, che è quella di ricercare positivi in base ai sintomatici, cioè vuol dire che se mi arriva in pronto soccorso un paziente sintomatico che al tampone è coronavirus e non è un'influenza normale, noi a quel punto andiamo a cercare in tutti i suoi contatti per cercare di circoscrivere e mettere in isolamento tutti quelli che devono essere messi in isolamento. Ecco, ora voi come Regione comunicherete ai sindaci sul territorio anche nel dettaglio, non solo i numeri ma anche nome e cognome delle persone contagiate. Come mai avete deciso di questo cambio? Lei consideri che siamo in Italia, che è un paese di premi Nobel. Non sappiamo di averne così tanti, ma ce ne abbiamo tanti. Allora, in Italia ormai tutti vanno a invocare la privacy. Io ho fatto una battaglia per dire che in un contesto come questo invocare la privacy mi sembra un po' esagerato. Allora è giusto che i sindaci, che ringrazio uno ad uno per questa opera di gestione dell'emergenza che stanno facendo e dimostrano molto buon senso i nostri sindaci del Veneto, è giusto che sappiano dove sono i positivi, perché primo ci danno una mano a fare la vigilanza, perché c'è sempre qualche positivo che magari diceva vado a farmi un giro, deve stare in casa. 2, è giusto che li assistano se hanno bisogno di prime necessità. Un anziano positivo messo in isolamento fiduciario ha bisogno quantomeno di qualcuno che gli porti la spesa sulla porta di casa, ha bisogno quantomeno Allora è giusto, io ho deciso, e vediamo chi ha il coraggio di denunciarmi, ho deciso
che i sindaci debbano sapere il nome dei positivi che hanno. E non è la volontà di creare il gruppo degli untori o roba del genere, è un fatto di sanità pubblica ed è giusto che il sindaco, che è autorità, deve sapere i nomi e i cognomi e quindi comunicheremo ai sindaci direttamente i nomi e i cognomi, li comunichiamo anche ai prefetti perché li diano ai carabinieri, alla polizia e alle forze dell'ordine in generale, a tutti quelli che controllano, perché è giusto che ci sia anche vigilanza rispetto ai positivi. Quindi avranno un elenco quando controllano le persone. Guardi, il positivo nell'80% dei casi, spero di non dire una cretinata, ma mi ricordo questo dato, rischia di non diventare mai sintomatico, però è una bomba di carica virale. È una bomba di carica virale e di contagio, cioè il positivo asintomatico è la peggio condizione nella quale possiamo trovarci, perché uno che tossisce o starnutisce libera l'area attorno a sé, cioè nessuno si avvicina a uno che tossisce oggi ed è giusto che sia così. E comunque forse anche in lui stesso si accende un campanello d'allarme, no? Ma uno che sta bene, che va a far footing, che mangia e beve, dorme e vive alla grande, può essere un contagiatore senza saperlo. Guardi, il problema di questo virus qual è? Che l'R0, come si dice tecnicamente, cioè la capacità di contagio è 2,4. Vuol dire che il positivo ne contagia 2 persone,4. Vuol dire che quelle 2 persone,4 ne contagiano altre 2,4 e così. Diventa esponenziale. Fatti 10 salti, siamo già migliaia di persone. Per questo che noi dobbiamo evitare il contatto. Siccome non possiamo fare il tampone a 5 milioni di veneti, fisicamente perché non ce la facciamo. Abbiamo una capacità, potremmo arrivare a 10.000 tamponi al giorno, 15.000, questi sono i dati. Dall'altro abbiamo anche un problema di costi, fare i tamponi a tutti i veneti viene a costare circa 150 milioni di euro, quindi finiremo di fare i tamponi forse fra un anno, che sarà troppo tardi, e dall'altro avremo delle spese che non riusciremo a sostenere, ma che non riusciremo comunque ad evadere neanche operativamente, quindi non è neanche, per assurdo, non è neanche un problema di spesa, pur essendo una spesa impossibile. Ecco Presidente, da ieri questa nuova direttiva per quanto riguarda la riorganizzazione del lavoro nei nostri ospedali con la sospensione delle visite, degli interventi delle visite non urgenti le ULB. E la stessa cosa insomma anche per quanto riguarda gli interventi chirurgici, no? Quelli che non possono urgenti. Essere differiti. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospedali, si sta procedendo anche a sistemare ospedali che erano stati dismessi per aprire nuovi posti letto? Sì, guardi, io ho dato mandato ai miei di riattivare in via prudenziale. Io, guardi, posso dire, stiamo comprando letti, 300-400 letti, stiamo comprando macchinari e tutto. Spero di aver speso questi soldi per nulla, posso dirlo. La Corte dei Conti adesso si alzeranno in piedi. Vedremo di utilizzarla poi tutta sta merce. Però ho voluto in via prudenziale di rimettere in moto, poi presenteremo il piano, rimettere in moto i vecchi ospedali che sono stati chiusi. Sono stati chiusi con una visione più di qualità, perché comunque dobbiamo concentrare la sanità del futuro, una sanità molto specialistica. Però potrebbero servirci in caso di situazione super negativa delle strutture per garantire anche l'attività ordinaria della sanità. Noi comunque voglio che i cittadini non si inquietino. Sono garantite le visite UEB, quindi urgenti e quelle diciamo da farsi nel breve, sono garantite tutte le terapie e le attività per gli oncologici, per i pazienti gravi, sono garantite le attività per il materno infantile, quindi ho avuto informazione da una signora, adesso voglio capire cosa è accaduto, una signora di Villorba che dice di aver avuto cancellata la sua ecografia al 7° mese di gravidanza. Adesso verificheremo perché il materno infantile, quindi bimbi e donne che hanno partorito o che debbono partorire, che sono incinta, hanno diritto al mantenimento di tutti i servizi. Continuiamo a mantenere tutti i servizi vaccinali, ovviamente tutte le urgenze. Le ricordo solo che ci vuole l'impegno di tutti. Perché dico state a casa? Perché se andiamo verso la direzione dell'algoritmo dei modelli e andiamo verso la direzione lombarda, in Lombardia vi ricordo che hanno sospeso tutta l'attività chirurgica, perché poi questo poi accade. Io non voglio arrivare al capannone con i malati dentro. Quindi oggi abbiamo un modello che presenteremo di ospedali che si attivano secondo determinati livelli di emergenza, ma che si resti fino all'impossibile sempre nell'ambito di strutture ospedaliere.
Una domanda che in molti stanno facendo in queste ore, Presidente. Il privato a questo punto ha un ruolo? La sanità privata sta collaborando, verrà in qualche maniera coinvolta? Sì, però guardi, intanto noi stiamo facendo tutto col pubblico, che è la dimostrazione di tante bugie che hanno raccontato e ci hanno infamato per mesi dicendo Zai ha dato tutto ai privati. Non è vero. Sa quant'è la percentuale delle terapie intensive su 800 terapie intensive attivate? Allora, le terapie intensive oggi attivate in Veneto oggi, pubblico e privato, sono 494. Sa quante sono nel privato? Il 5%, sono una ventina. Il resto è tutta roba nostra. Cioè noi gestiamo tutto, il privato ce n'ha una, due, perché se fanno, che so, la protesi all'anca gli serve la terapia intensiva, invece di portarlo in ospedale pubblico si gestiscono il paziente lì. Ma le abbiamo tutte noi le terapie intensive. Quindi a livello di terapie intensive non potrebbero neanche dare questo grandissimo contributo, no, voglio dire, visto che... ce lo danno, perché anche a loro chiediamo ovviamente di mettersi a disposizione ed eventualmente comprimere la loro attività, che potrebbe occupare terapie intensive, ma stiamo parlando del 5%. Certo. La terapia intensiva in Veneto è pubblica, come gli ospedali che curano il coronavirus in Veneto sono pubblici. Questo è bene ricordarlo. E se siamo in grado di gestire bene questa vicenda è perché abbiamo il pubblico che è presente. Cioè, quando vedete medici che parlano in TV, pensate sempre che sono dipendenti pubblici. E questo lo dobbiamo dire con orgoglio e ringraziarli tutti i nostri medici, gli operatori, infermieri, OS, insomma, tutti quelli che entrano in ospedale. Ne abbiamo 54.000 del pubblico in Veneto. E adesso si vede. Quante volte vi ho detto, prima di criticare la sanità, aspettate di vedere quando ci sarà bisogno, ringraziate Dio di essere in Veneto, di essere nati in Veneto, di ammalarvi in Veneto. Sa quanti stanno chiamando dalla Gran Bretagna perché vogliono tornare a casa? Quando ha sentito Johnson, il premier inglese, che ha detto noi qua aspettiamo che si infettino almeno il 60% dei cittadini, moriranno tanti vostri cari, queste sono le frasi che abbiamo letto. Però a quel punto avremo l'immunità di gregge, cioè si formeranno gli anticorpi, tutto da dimostrare con questo virus, perché muta. O quanti dagli Stati Uniti ci stanno chiedendo di rientrare perché lì sta scoppiando l'emergenza e un tampone negli Stati Uniti costa $3.400. L'abbiamo sentito tante volte infatti in questi giorni. Gli ospedali quindi si stanno organizzando con questi nuovi posti di terapia intensiva. Possiamo vedere proprio cosa è successo oggi all'ospedale di Treviso, dove sono stati allestiti 7 moderni nuovi letti per la terapia intensiva. Vediamo il servizio. La cosa positiva, abbiamo complessivamente 18 dimessi, cioè 18 persone che tornano a casa, alle loro famiglie guariti, e questa è una cosa positiva. Poi abbiamo 2 decessi, purtroppo non collegati alla geriatria, sono 2 persone che arrivano dal territorio, quindi non conosciute ovviamente dall'ospedale, che sono entrati in situazioni critiche, è stato fatto il tampone e presentavano appunto una polmonite e sono stati messi in malattie infettive e purtroppo dopo un paio di giorni, 3-4 giorni, avevano avuto questa complicanza e c'è stato il decesso. Con questi 2 nuovi casi ad oggi salgono a 27 i deceduti per complicanze accentuate dal coronavirus negli ospedali della Marca. Una battaglia continua per sostenere chi già sta lottando con altre malattie e oggi si trova aggredito da questo virus che si annida nei polmoni fino a togliere il respiro. Per questo servono più letti nelle terapie intensive. Noi abbiamo ovviamente seguito le disposizioni della Regione Veneto e abbiamo attrezzato, e devo ringraziare tutti gli operatori perché nel giro di neanche di una giornata sono riusciti ad approntare all'interno delle sale preparatorie della chirurgia, della terza chirurgia, 7 posti letti nuovi di terapia intensiva, per cui noi siamo pronti, speriamo non servano, ma in ogni caso per ogni evenienza abbiamo i posti in terapia intensiva. Una lotta continua contro il tempo per il picco del contagio in Veneto previsto per la fine del mese di marzo. A oggi come siamo in terapia intensiva a posti occupati e posti liberi? Abbiamo 13 persone in terapia intensiva e i 7 posti ancora liberi appunto per future evenienze. Tecnologie per combattere la malattia, ma anche tecnologie per dare un po' di conforto a chi si trova in isolamento. Ecco le foto del reparto con il personale medico che permette ai pazienti di poter vedere le persone care utilizzando le videochiamate. 3 i telefoni messi a disposizione dall'ULSS 2 che hanno permesso a tanti anziani di poter vedere e parlare con figli e nipoti.
Ecco Presidente, una terapia intensiva quindi che si sta attrezzando sempre più a questa emergenza, quella del Cafoncello. Sì, mi lasci ringraziare il dottor Benazzi e tutti i dipendenti del Cafoncello, della sanità in generale, degli altri ospedali della ULSS, visto che parliamo di questa ULSS, ma anche tutti i veneti, per il grande strepitoso lavoro che stanno facendo. Treviso è stato messo a dura prova, sappiamo che abbiamo avuto un cluster ospedaliero, come si dice, con un'infezione ospedaliera che ha purtroppo portato agli esiti che conosciamo, coinvolgendo lavoratori ricoverati e familiari di ricoverati. Dall'altro vi attiro solo l'attenzione sul fatto di queste terapie intensive che stiamo implementando un po' in tutti gli 68 ospedali del Veneto. Quel lettino che avete visto lì, riusciamo a metterli insieme quei blocchi di terapia intensiva in virtù del fatto che da giorni e giorni che cerchiamo di recuperare materiale che viene da tutto il mondo. Una postazione di terapia intensiva costa dai 40 ai 50 mila euro, quindi quel letto che avete visto costa dai 40 ai 50 mila euro, letto, monitor, respiratori meccanici e tutte le attrezzature. Per dire che è uno sforzo economico che facciamo volentieri, ma abbiamo la grande difficoltà di trovare tutto il materiale. Noi stiamo facendo, come da bimbi si faceva con i Lego, mettiamo assieme mattoncini di zone diverse, compriamo il monitor che sono in Svizzera, i respiratori magari ci vengono dalla Germania o dagli Stati Uniti e il letto magari... C'è il mondo intero che sta richiedendo queste attrezzature. Guardi, io penso una cosa, che se noi, glielo dico con certezza, se noi saremmo sicuramente i primi a uscire da questa vicenda rispetto all'Europa, rispetto al mondo, rispetto a quella parte del mondo che adesso è contagiata, noi le nostre attrezzature le potremmo vendere a peso d'oro, finito, perché non ce ne sono. Se io lanciassi un tender, un'asta sulle attrezzature che voglio dismettere perché da noi è passato il virus, ammesso non concesso che ci convenga dismettere l'attrezzatura, è meglio tenerci le postazioni, ma guardi, io penso che ci mettiamo forse qualche minuto a vendere tutto, perché non c'è roba. Se io potessi comprarla usata oggi, abbiamo recuperato tutti i nostri usati addirittura. Non c'è nulla sul mercato. Ecco, le faccio alcune domande che arrivano dai nostri telespettatori, Prego. Presidente. Perché non chiude i supermercati alla domenica per far respirare noi lavoratori, magari incentivando la spesa a domicilio? Ci sono persone che addirittura vengono 3-4 volte al giorno, ci scrive questa telespettatrice. Stessa domanda, i corrieri, noi che non portiamo beni di prima necessità, non avremo diritto di stare a casa senza poi rientrare con la paura di infettare la famiglia. Le dico la verità, stiamo affrontando da un punto di vista giuridico sta storia delle chiusure domenicali. Ci sono due linee di pensiero. C'è chi dice guardate abbiamo chiuso tutto, se chiudiamo anche il supermercato la domenica finisce che la gente veramente, se ha bisogno di un pacco di latte non sa dove sbattere la testa, è tutto chiuso, perché manca solo il supermercato domenica, poi abbiamo chiuso tutto. L'altra corrente di pensiero, che è più mia, è quello di dire diamo respiro anche ai lavoratori chiudendo la domenica, magari avvisando prima la comunità, una settimana prima, sanno che devono approvvigionarsi e questo penso sia sostenibile. La stiamo affrontando questo tema. Quello del lavoratore, dei commessi, dei corrieri, eccetera, questo è un tema delle imprese, ma il tema delle imprese voglio ricordarvi che non è una competenza regionale. In Italia il tema delle imprese e delle scuole sono due competenze statali, tanto è vero che hanno fatto l'incontro parti sociali, sindacati, datori di lavoro a Palazzo Chigi e al governo proprio per trovare un accordo. E infatti a questo proposito potremo mandare il servizio con l'intervista che abbiamo fatto proprio oggi al sottosegretario Pierpaolo Baretta, che ci illustra appunto questo accordo che è stato siglato nella notte dopo una lunga trattativa appunto tra governo, aziende e sindacati per la sicurezza dei lavoratori che devono comunque lavorare in questo periodo. Vediamo. Sicurezza e misure per il contenimento del coronavirus nei luoghi di lavoro. Raggiunta nella notte l'intesa tra governo, sindacati ed imprese, 13 punti del protocollo nel quale vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi, concordata la riduzione delle attività produttive. La possibilità di ridurre l'attività produttiva ai servizi essenziali e alla produzione essenziale, anche quindi di fermare eventualmente dei reparti produttivi se questi non fanno parte dell'elenco delle primarie
essenzialità per il bene comune e la collettività. Per chi deve lavorare al fine di garantire i servizi essenziali, oltre a sanitari e forze dell'ordine, le aziende dell'agroalimentare, farmaceutico, mobilità, informazione, previsto l'obbligo di presidi sanitari e norme igieniche tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Queste tre normative, l'utilizzo della cassa integrazione degli ammortizzatori, le norme igienico-sanitarie e il lavoro a distanza ci consentono di dare una vera protezione a chi è obbligato a lavorare per tenere in piedi la condizione dei servizi essenziali. Per i lavoratori a casa è previsto il ricorso alla cassa integrazione, a tutti gli ammortizzatori sociali e laddove possibile lo smart working, ammortizzatori che verranno estesi anche ai lavoratori autonomi e ad aziende al di sotto dei 5 dipendenti. Per questi abbiamo deciso la possibilità di accedere al fondo per l'integrazione salariale, in maniera tale che anche i lavoratori delle piccolissime aziende abbiano un ristoro in questa situazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, ci stiamo orientando su un finanziamento intanto per questo mese di 500 euro a tutti, in maniera tale che ci sia un primo ristoro di questa situazione di emergenza, sapendo che poi nei prossimi giorni e settimane dovremo affinare ulteriori interventi un po' più strutturali. Ecco Presidente, quindi questo tema delle aziende sicuramente è un tema molto caldo e in molti infatti continuano a scrivere chiedendo ma perché non si chiude tutto oppure... Guardi, è un tema nazionale, la prova è che parla di questo un sottosegretario, la prova è che i sindacati e i datori di lavoro sono andati a firmare un accordo a Roma, non a Venezia. Ci sono delle imprese che non debbono chiudere, che sono quelle alimentari, sono i trasporti per quelle alimentari, sono quelle farmaceutiche, sono quelle biomedicali perché ci servono, se no veramente siamo in difficoltà. Dall'altro tutte le altre imprese, e sono la stragrande maggioranza, visto questo accordo, debbono rispettare le regole. Quindi io dico, invito veramente tutte le imprese di fare in modo che ci siano i dispositivi, la messa in sicurezza dei lavoratori, i controlli li farò fare anch'io, lo annuncio, è sabato, no? Sabato, domenica c'è tempo prima di arrivare a lunedì. Non è una minaccia ma è un dato di fatto. Io penso che i controllori delle ULSS debbano occuparsi a questo punto di questa messa in sicurezza. Quindi manderete gli Spisali insomma da lunedì? Sì, ma guardi, lo dico perché è corretto farlo. Stiamo parlando della salute dei lavoratori, ma di tutta una comunità, perché se le aziende diventano un incubatoio di contagio per il virus, significa che ognuno poi si porta a casa la propria dote di virus e si continua a far proliferare il virus nella comunità. Questo è evitabile se si usano i dispositivi, a me sono concesso che si trovino. Ma perché c'è questo problema enorme delle poi, mascherine. Se vuole parliamo anche delle mascherine e di tutte le regole che si debbono adottare in quei 13 punti che hanno deciso. Quindi io spero e chiedo che i lavoratori siano messi in sicurezza. Dall'altro le mascherine, io capisco che c'è sempre qualche premio Nobel incompreso come l'ho detto prima, ma le mascherine non è che non ci sono perché il Veneto non le ha comprate, le mascherine non ci sono al mondo. Chiaro? Perché se fosse vero che noi non le abbiamo comprate per gli ospedali, dovete spiegarmi perché in giro per i negozi nessuno riesce a trovare mascherine. Le mascherine ce le rubiamo letteralmente tra paese e paese nelle trattative internazionali. Se non si trovano queste mascherine, Presidente, com'è possibile che Noi le abbiamo aziende una riescano a mettersi soluzione. in regola? Noi abbiamo una soluzione, se ce l'autorizzano, siamo pronti a stamparne almeno un paio di milioni al giorno. E sto aspettando ora dopo ora l'autorizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità, perché noi da Veneti, quando abbiamo visto che non è, non sto parlando di materiale medicale per gli ospedali, perché lì ci vuole quello super blindato, ma per noi cittadini ci vorrebbe una soluzione più usa e getta, più veloce e più fruibile. E noi penso abbiamo trovato la soluzione. Io sto aspettando con trepidazione che mi diano ok e poi noi partiamo. Anzi, abbiamo già anche un po' di attività. Ecco, speriamo quindi che arrivi presto, così almeno insomma, molti cittadini potranno anche affrontare più serenamente. Nel decreto legge annuncio anche che ci siamo attivati per la formulazione in maniera tale. Nel decreto legge abbiamo chiesto molte cose, 2 ce le hanno accettate. La proroga dei FIR, cioè di tutti i truffati
i danneggiati dalle due banche, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, abbiamo chiesto la proroga per la presentazione delle richieste per gli indennizzi. Quindi c'è una proroga in maniera tale che tutti coloro che hanno perso soldi abbiano tempo per presentare le domande. 2, ho chiesto una norma all'interno del decreto legge che è stata accolta rispetto proprio al tema dei dispositivi, delle mascherine, che ci sia più facilità a lasciare spazio anche alla creatività. Ci sono imprese che le fanno in stoffa lavabili, va bene, inutile stiamo qui a fare pignolare sulla stoffa. C'è qualcun altro che me le propone come delle coppette di carta, fatte bene, anatomiche, con l'elastico, va bene. Noi dobbiamo evitare che i cittadini quando si incrociano e parlano non sputino e emettono virus se sono positivi. Questo dobbiamo evitare. Certo, qui continuano ad arrivare domande sul tampone, su questa campagna di tamponi appunto che volete arrivare. Si preoccupano della sua salute, Presidente. Chiedete se lui ha fatto il tampone. Forse sì. Dopo quello che è successo anche ad altri governatori. No, guardi, io allora l'ho fatto semplicemente per un motivo, perché essendo unità di crisi, quindi unità di crisi è l'unità che si trova con i vertici della sanità, i vertici della statistica, i vertici della protezione civile tutte le mattine, ci hanno detto come protocollo di essere tamponati con una scadenza regolare per evitare che se ce n'è uno positivo non infetti tutti, perché se cade la testa della macchina che governa la sanità in questo momento siamo spacciati. Certo. Per cui io l'ho fatto, sono negativo al momento, però poi sapete che il tampone puoi diventare positivo dopo un istante che lo hai fatto, quindi statisticamente bisognerebbe farlo, avere una flebo che ti fa il tampone in continuazione, che è impensabile. Però penso che con un po' di accorgimenti e l'isolamento, io faccio l'isolamento, sia chiaro, cioè vado al lavoro tutte le mattine, ci vado con la mia auto, non carico nessuno in macchina, parto 7, 7 e mezza da casa, 8, 8 e mezza, dipende dagli orari, sono alla protezione civile Marghera, mi chiudo in una stanza dove ci sono due dipendenti che fanno segreteria, i 6, 7, 8 persone che fanno unità di crisi e poi abbiamo un grande video che fa videoconferenze in continuo con Roma, con le sanità, con il governo e stiamo chiusi dentro lì. Quindi il mio isolamento è questo, io non ho altre relazioni e vengo qui quando mi chiamate qui e basta, e mi tenete a distanza, per cui siamo a posto. Sì, abbiamo misurato. Io vedo che mi guardate con sospetto, però vabbè. È giusto anche guardarsi con sospetto, il che non vuol dire avere diffidenza, però è giusto, anche questa è una regola, no? Abbiamo capito che il nostro interlocutore può essere un problema. Qualcuno si è scandalizzato all'inizio quando lo dicevo. Tenetela questa regola, avrete tempo poi di abbracciare, baciare e fare altre robe. Adesso bisogna stare così. Ci scrivono sempre, vorrei chiedere a Zai, nel momento in cui l'epidemia andrà a scemare in Veneto, come faremo ad evitare che un cittadino proveniente da un'altra regione o Stato europeo, visto che sono appunto più indietro di noi con l'andamento dell'epidemia, ci riporti qua al contagio? Ma guardi, allora, da un punto di vista epidemiologico, una comunità che ha passato l'epidemia non è più contagiabile, no? Perché si formano gli anticorpi in linea teorica. In linea pratica accadrà inevitabilmente, ed è già quello che è accaduto, che ci sono ormai, diciamo, degli enclave, cioè le frontiere di fatto sono chiuse. Io lo vedo con le merci che non riusciamo più a sdoganare, partite di mascherine piuttosto che di respiratori o camici o altre robe. Abbiamo visto delle scene allucinanti oggi alla frontiera con la Slovenia. Si sta bloccando tutto. Con i nostri questo lo dedichiamo a tutti quei ben pensanti che sostenevano che fosse un'eresia pensare al blocco delle frontiere. Di fatto l'Italia ha bloccato le frontiere. Perché? Perché c'erano chiuse gli altri. Ecco, ci stanno seguendo anche molte mamme e molte signore in attesa dalla provincia di Treviso. Evidentemente ha creato non poca apprensione i 2 casi che si sono verificati nel reparto di ginecologia del Cafoncello. Ci scrive questa mamma, questa futura mamma, che chiede appunto che controlli ci saranno delle mamme e dei papà in entrata in reparto per non avere rischio di positivi, visto che ci sono camerate a 5 letti. Guardi, i rischi sono quelli di dire che vengono applicate tutte le regole, bisogna che i cittadini ci diano una mano, cioè non è che possiamo pensare di delegare all'ospedale la sanità al 100% se poi nella comunità abbiamo comportamenti non regolari. Se continuiamo come abbiamo impostato il lavoro in queste ore, in questi giorni, isolamento, non uscire di casa, eccetera, il virus alla fine si ritrova in piazza da solo e il virus, se non trova un corpo umano
sano, che non è già stato colonizzato, non vive più, perché il virus ha bisogno di un sano. Cioè, il concetto, l'ho spiegato in maniera banale, è questo. Quindi noi più ci isoliamo, più lo mettiamo in difficoltà. Noi rispettiamo tutte le regole sanitarie per gli isolamenti, per la sanità, ovviamente bisogna che tutti i cittadini ci vengano dietro. Alle mamme dico che noi garantiamo tutti i servizi al materno infantile, non c'è nessuna soppressione di servizi, e poi bisogna avere un po' di fiducia, perché poi ovviamente capite che qui stiamo parlando di sanità, di virus, ma insomma ne veniamo fuori. E se non ricordo male ho letto anche in qualche rivista scientifica che peraltro il virus non viene trasmesso al feto. Se non ricordo male ho letto anche questo. Ma mi sembra di aver sentito, insomma, che sono state già prese anche delle misure di limitazione per quanto riguarda le visite, ovviamente per quanto riguarda anche l'esposizione dei bimbi neonati, che non è più possibile come era prima per i familiari, insomma, subito dopo nel provvedimento che abbiamo fatto ieri abbiamo previsto la compressione delle attività chirurgiche, abbiamo previsto il tema delle visite, abbiamo previsto, mai nessuno l'ha detto, abbiamo eliminato l'intramenia ieri. Cioè la libera professione in ospedale non si fa più da ieri, nel senso che le linee guida sono che anche i medici, che sono stati eccezionali, sono eccezionali, si dedicano solo alla cura dei nostri cittadini, e quindi neanche un secondo di tempo viene dedicato, abbiamo chiesto a questo sacrificio anche i medici, alla libera professione, quindi siamo tutto pubblico adesso, pubblico al 100%. Problema dei cantieri, anche qua tantissime domande, soprattutto sui grossi cantieri che sono ancora aperti nella nostra regione. Bisogna capire quali. Operai che lavorano in condizioni di promiscuità, insomma. Ma guardi, se è così vanno chiusi i cantieri, bisogna capire quali, nel senso che io dirò ai miei delle Spisa di controllare. Pedemontana anche scrivono. Pedemontana, se ci dicono come e dove, visto e considerato che è un cantiere della regione ma non gestito dalla regione perché c'è un appaltatore, e quindi io segnalerò questa segnalazione, se c'è un numero di telefono meglio ancora, e allora cerchiamo di capire, perché c'è anche fondamentale una roba: se si fa una denuncia bisogna farla circostanziata, se invece dobbiamo parlare appoggiati col gomito al banco del bar è un'altra roba. Certo. Quindi se c'è qualcuno che dice pedemontana, se ci dà degli estremi andiamo a colpo sicuro. Se è perché gli sembra che la pedemontana non abbiano le mascherine, perché ha visto uno con l'escavatore senza mascherina, potrei anche dire che se da solo dentro un escavatore, mai che vada, si respira l'aria che è intorno, ma non quella di uno che lo contagia. Ancora una domanda: è possibile chiedere al Presidente Zaia se stanno valutando di chiedere aiuto ai medici dell'esercito per affiancare quelli degli ospedali? Al momento no, però è una previsione che non scartiamo, visto e considerato che c'è anche questa possibilità. Consideri che grazie alle azioni che abbiamo fatto, anche qui io sono stato criticato, lei si ricorderà, per l'assunzione dei famosi 500 medici neolaureati. Adesso sono diventati delle autorità in Italia, si possono assumere medici neolaureati senza nessun problema. Noi che fortuna abbiamo? Che noi ce li abbiamo già pronti da assumere 500, perché li avevamo già intercettati, stavamo formandoli, adesso entrano subito in ospedale. Quindi quando entreranno proprio di fatto materialmente in corsia? Subito. Voglio fare un appello a tutti coloro che sono a casa, che hanno lavorato nella sanità. Qualcuno ogni tanto mi scrive: ma io sono un operatore sociosanitario, un OS, piuttosto che un infermiere, vorrei... Chi vuole lavorare chiami direttamente le direzioni generali delle ULSS. Ricordo a tutti i medici in pensione, di ogni ordine e grado, che possono chiedere di rientrare al lavoro. Questa è una norma che ho voluto io, perché facciamo come con l'esercito, a un certo punto si chiamano i riservisti. E un medico che ancora ha voglia di fare in forma fisica, anche se ha 70 anni o quello che ha, non c'è nessun problema, torni, perché abbiamo bisogno di tutti. Governatore, grazie, so che deve scappare, grazie. Grazie, buona serata e continuate a restare a casa, non uscite. Grazie ancora, buon lavoro. Domani nuovo punto stampa o no? O domenica... tutti i giorni io sono a Marghera e finché non finisce sta disgrazia non tolgo le tende da Marghera, quindi tutti i giorni do un aggiornamento per chi lo volesse, o si collega tramite Antenna 3, Rete Veneta, insomma con i vostri canali quotidiani o piuttosto i social, tutti possono avere informazioni. Grazie ancora, buona serata e buon lavoro. Allora, noi intanto proseguiamo con il nostro telegiornale. Abbiamo sentito quest'oggi il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, con tutta una serie di indicazioni per i cittadini. Sentiamo. Anche noi come ufficio, come prefettura,
in questi giorni abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo tuttora decine e decine di richieste, alcune delle quali oggettivamente danno anche l'impressione che non si sia ancora colto, perlomeno da parte di qualcuno, quello che è il momento e quella che è l'importanza in questo momento di, appunto come dicevo prima, rivedere talune abitudini. Io le faccio un esempio, ma uno dei tanti, un ragazzo che chiede, un signore insomma, che dice: io abito qui, la mia fidanzata abita là, posso andare a trovarla o incorro in sanzioni? Quindi il problema non è che crea eventualmente un'occasione di contagio, ma se viene multato. Ecco, questo è una chiara indicazione che evidentemente ancora un messaggio è passato, ma ancora evidentemente qualcuno non è stato, come dire, non si è adeguatamente fatto l'idea di quella che è la situazione reale. Con le forze dell'ordine abbiamo semplicemente stabilito quello che era, come dire, abbastanza anche, come dire, immaginabile, cioè una linea dura, proprio perché il momento lo richiede, quindi nell'ambito di quello che è il controllo del territorio. Io ripeto, non è che siano fatti posti di blocchi aggiuntivi o chissà quale dispiegamento di forze, si fa con quello che si ha. Nell'ambito del controllo del territorio ovviamente si ha un'attenzione particolare per questo aspetto, per questo tipo di comportamenti. Devo dire che la percezione che ho per i miei pochi giri che faccio, che poi sono casa a prefettura, ho visto una città praticamente deserta, quindi la mia sensazione è che effettivamente la gente si sia, come dire, adeguata a questa situazione, che abbia, come dire, spontaneamente, come giusto che sia, adottato questi comportamenti, al di là, diciamo, di quelli che possono essere poi l'azione repressiva da parte delle forze dell'ordine. Certamente ci sono alcuni risultati riducibili, forse anche i ragazzi, che qualcuno che forse ancora non ha compreso fino in fondo come non sia più tanto una scelta, ma sia più una precisa esigenza, ma anche come senso civico e anche come autotutela, oltre che per tutelare gli altri. Bisogna essere vigili e fiduciosi. Vigili nella misura in cui dobbiamo con noi stessi e ovviamente ciascuno poi nell'ambito della propria responsabilità, perché queste indicazioni, queste prescrizioni vengono osservate, e fiduciosi perché da questa vicenda ne verremo fuori. Andiamo ora a Conegliano, giro di vite sulla sicurezza. Tutte le forze dell'ordine scenderanno in piazza e in strada per far rispettare le regole ed invitare i cittadini a rimanere a casa. Sentiamo. Emergenza coronavirus, si invita tutta la cittadinanza a restare in casa. Il mezzo con i volontari della protezione civile percorre le vie di Conegliano. A poca distanza Piazza Cima è completamente deserta. Una città disabitata, come se fosse stata abbandonata in tutta fretta dagli abitanti, scappati all'improvviso. Serrande abbassate, locali chiusi. Saltato del tutto il rito del caffè e della brioche al bar, poche automobili in giro. Le rare persone si aggirano con i carrelli della spesa o rimangono in coda al supermercato. Dopo il primo decesso per coronavirus all'ospedale di Conegliano, i cittadini devono adottare comportamenti protetti che aiutino a limitare la diffusione di questo virus. Serve un patto con loro, occorre essere molto ligi. I motivi per i quali si può uscire sono 3: lavoro, salute e necessità primaria. Come ha spiegato il sindaco Fabio Chies in conferenza stampa nel comando della protezione civile. Nonostante tutto, continua l'irresponsabilità da parte di alcune persone, per cui, in accordo con tutte le forze dell'ordine, abbiamo deciso di attuare tolleranza zero. La stragrande maggioranza ormai ha capito che bisogna stare a casa, ma bisogna spiegare ancora a quelle poche persone che pensano di fare i fenomeni che bisogna assolutamente che non si muovano. Non si devono muovere non solo per la loro incolumità, ma soprattutto per fare in modo che il virus non si propaghi. Cominceremo da oggi a girare anche con i megafoni per la città, perché se è vero che il contagio in questo momento sembra sotto controllo, è vero che da un momento all'altro può esserci un'esplosione dello stesso, per cui la raccomandazione principale è sempre una, la ripeto ancora una volta: bisogna rimanere a casa. E da Arcade arriva anche un appello particolare, quello di un cittadino del Burkina Faso, in Italia da 15 anni, che chiede agli immigrati in Italia di donare al conto corrente della regione. Sentiamo la testimonianza del signor Arzuma Oubuga. Signor Arzuma, lei ha chiamato la nostra redazione per chiederci del conto corrente della Regione del Veneto, perché anche lei vuole contribuire in questo momento all'emergenza. Lei è da quanto tempo è in Italia?
Vivo in Italia dal 2004 e vivo sempre a Treviso, in giro del Treviso, quindi mi fa piacere troppo di mettermi la mano su questo aiuto qua con il cuore, perché non è facile, non è che si tocca solo agli italiani di dare questo aiuto qua per la lotta per questo virus, tocca a tutti, a chi vive nel paese. Lei vorrebbe anche lanciare un appello a tutti gli stranieri in Italia, a tutti i cittadini extracomunitari che hanno trovato in Italia un posto di lavoro, la possibilità di crearsi un futuro, una famiglia. Che cosa si sente di dire a tutti loro? Certo, perché chi vive in Italia e sa che il paese ne rende qualcosa, e neanche solo quello, chi vive su questa terra qua, sì, la terra ha un problema, che sia economicamente, che sia malattie, mi piace a darmi tutto del mio cuore per la lotta per questo problema qua che si sviluppa in questi 2 giorni. Dobbiamo dare il nostro cuore come alpini che hanno lottato per questo paese qua. Quindi la solidarietà sta aumentando sempre più, altri 300.000 euro sono stati destinati alla raccolta fondi promossa dalla Regione del Veneto, da Alto Servizi Trevigiano, Contarina, Piave Servizi, Savno, Asco TLC, Asco Piave ed Asco Holding. Le partecipate trevigiane scendono quindi in campo per sostenere la sanità trevigiana in questa delicata fase dell'emergenza. Queste risorse, precisano le società, saranno destinate all'acquisto della strumentazione medica necessaria agli ospedali della Marca. La musica cantata e suonata dai balconi delle case sta diventando in queste ore, in questi giorni, la colonna sonora appunto delle giornate di isolamento. Vediamo. È la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue voci, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dal balcone della sua casa di Milano, il villorbese Tommaso Ebart, oggi direttore di Blomber Milano, suona e canta per i vicini di casa, e così in questi giorni di isolamento forzato è la musica ad unire l'Italia da nord a sud con un unico grande flash mob, dall'inno di Mameli al pop ai canti popolari, per rompere il silenzio e dimenticare per qualche istante il dramma dell'epidemia. Dalla vetrina chiusa del negozio trevigiano suona e canta anche Francesca Gallo, unica donna a portare avanti l'arte di costruire a mano le fisarmoniche. Mi ha spinta il silenzio che c'è in questi giorni. È un quartiere dove io ho la bottega e dove vivo, che di solito è molto vivo, gente che va, gente che viene, bambini, anziani, così ci si trova, si chiacchiera. Invece adesso c'è proprio il vuoto, il silenzio, e quindi mi è piaciuta insomma l'idea di far che sia la musica a rompere questo silenzio. E quindi dalla porta della bottega ieri sera ho aderito anch'io al flash mob e ho suonato qualche canzone popolare. Tantissimi dei miei clienti mi hanno girato così delle foto di improvvisati concerti, ed è stato bello pensare che almeno in questo siamo tutti uniti da nord a sud. E sono tantissimi in questi giorni anche gli appelli dei campioni dello sport. Vediamo quello postato da Alessandro Del Piero. Vi mando questo messaggio da Los Angeles, dove ogni giorno seguo con apprensione le vicende dell'Italia e soprattutto quelle della mia regione, il Veneto, dove parte della mia famiglia e tanti amici vivono. E lo faccio seguendo questo account Instagram Villa il Veneto, che pubblica dati e consigli utili forniti da personale qualificato e specializzato. Quindi consiglio anche a voi di farlo, restando a casa, e vedrete che ne usciremo più forti di prima. Un abbraccio, ciao. Ed ora un'iniziativa per interagire con noi in questi giorni di sosta forzata a casa. Mandateci le vostre foto e i vostri video per dire che tutto andrà a finire bene.
È solo una delle tante iniziative per non cedere allo sconforto da contagio. Veneti chiusi in casa che cercano di infondere coraggio pur rimanendo a distanza di sicurezza. E anche questo modo di combattere il coronavirus, mentre ci avviciniamo ai giorni decisivi del contagio, dove l'appello più importante è quello di rimanere a casa. Ma in molti ci avete già indicato un'altra frase altrettanto importante, una frase semplice quanto dolce, che mai come in questi momenti vuole infondere coraggio. Andrà tutto bene. Una frase che vi chiediamo di scrivere, disegnare, cantare, declamare, per poi inviarci le vostre foto, i vostri video da dedicare in particolare a chi è in quarantena volontaria e in genere soprattutto per chi sta trascorrendo in solitudine forzata questo tempo. Aspettiamo i WhatsApp al 351 1755 340 oppure alle mail redazione@antena3.it, perché come ci dicono i piccoli Filippo, Pietro e Margherita, ed in questo momento difficile un appuntamento che sarà importante per molti è quello con la Santa Messa domani mattina. Antena 3 raddoppia con 2 celebrazioni, da Venezia al mattino e da Treviso al pomeriggio. Sentiamo. Celebrerò la messa alla Madonna Grande, è un luogo dove ci affidiamo in maniera particolare a Maria, dove sempre i trevigiani si sono affidati in tempi difficili della loro storia alla protezione e all'aiuto e all'intercessione di Maria. Sarà un momento in cui io sarò magari da solo in chiesa, ma sarò assieme a tutta la diocesi per pregare insieme al Signore e per dire che siamo uniti in Lui e con Lui ce la faremo. Sarà una Quaresima difficile, ma per questo ancora più autentica. Se la fede è prima di tutto condivisione, comunità, ai cristiani oggi viene chiesto uno sforzo ancora più grande ed una capacità di adattamento nuova. Così, per chi avrà bisogno di seguire la Santa Messa della domenica, Antena 3 domani offrirà una doppia celebrazione. Al mattino alle ore 11 dalla Basilica di San Lorenzo, il Duomo di Mestre, con il patriarca Francesco Moraglia. E poi al pomeriggio dalla Chiesa di Madonna Granda di Treviso con la messa officiata da Monsignor Michele Tommasi. La chiesa che per tutti i trevigiani è diventata simbolo della devozione a Maria, particolarmente invocata nei momenti più difficili, in guerra e carestia. E così, 40 giorni che precedono la Santa Pasqua, il sacrificio più grande, quello di rinunciare alla nostra libertà, se lo vorrete, sarà vissuto assieme. Come insegna Monsignor Tommasi, prepararsi insieme a dare qualcosa di sé per celebrare la vita, la risurrezione, la speranza. È la gioia profonda di annunciare e vivere il Vangelo in questo nostro mondo. Ed ora spazio alle notizie dalla provincia di Belluno. Ecco, come in ogni situazione di emergenza, anche in questa gravissima siamo purtroppo costretti a raccontarvi episodi di truffe e raggiri messi in atto da malviventi senza scrupoli che approfittano delle fragilità delle persone. L'appello del questore di Belluno. Chi dovesse essere sottoposto a un tampone sarà contattato dalla USL, non devono aprire a chiunque si presenti alla porta. Non aprite a chiunque si presenti alla porta. L'appello del questore di Belluno, Lilia Fredella, che richiama l'attenzione sulla possibilità che i malfattori approfittino di questo momento di debolezza e di fragilità per mettere in atto raggiri legati all'emergenza coronavirus. Ma i reati corrono anche sul web. La polizia postale ha scoperto una truffa informatica arrivata via email da una sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto di utilizzare il computer è naturale e loro sono stati così attenti che hanno visto che esisteva una formulazione per la quale le persone aprivano un link e da quel link ovviamente si attivavano un virus nei loro computer che gli rubava tutti i dati. Dall'inizio dell'emergenza la questura di Belluno ha rinforzato il personale dell'ufficio relazioni con il pubblico per garantire una risposta ai numerosi quesiti posti dai cittadini. Sicuramente è un momento piuttosto difficile per tutti i cittadini perché forse qualcuno non ha gli strumenti per comprendere esattamente quello che gli si chiede, anche se il messaggio di fondo è molto chiaro, cioè rimaniamo a casa, questo è il messaggio di fondo. Poi chi ha bisogno di supporto, di sostegno, di chiarimenti, noi abbiamo cercato di essere vicini e i nostri centralini sono stati piuttosto bollenti. Ma
Massimo l'impegno di tutte le specialità della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal governo. Dallo scorso 8 marzo sono state controllate 1078 persone, 17 le denunce per violazione dei decreti dell'8 e 9 marzo, 2 le denunce per false attestazioni. I controlli hanno riguardato più di 2700 esercizi commerciali e le violazioni accertate a carico dei titolari sono state complessivamente 6. Nella maggioranza, direi, nella quasi totalità delle persone che abbiamo incontrato in movimento erano assolutamente legittimate a fare gli spostamenti che dovevano fare. Poi certo qualcuno forse non ha inteso correttamente, per cui se era possibile essergli di conforto e d'aiuto per comprendere meglio la strada, come ha detto il capo della polizia, a rigore ma con umanità, li abbiamo fatti. In alcuni casi abbiamo dovuto procedere a delle denunce. Stop a partire da domani al servizio di trasporto pubblico festivo e rimodulazione delle corse urbane ed extraurbane dopo l'ordinanza della Regione Veneto. Ecco cosa cambia in provincia di Belluno. L'ordinanza della Regione Veneto ha rimodulato il servizio di trasporto pubblico locale. A partire da domani Dolomiti Bus sospende i servizi festivi dell'urbano di Belluno e dell'extraurbano. Il servizio urbano di Belluno sarà ridotto alle sole 3 linee che solitamente venivano utilizzate per il festivo, con orario dalle 7 alle 19 e frequenza ogni 60 minuti anziché ogni 30. È comunque garantito il collegamento con il centro città, dai quartieri e dalle frazioni più popolate, dall'ospedale e dalla zona commerciale di Belluno. Penso che sia anche giusto riuscire a fare questi interventi potenziando quelli invece per i lavoratori, qualora le aziende rimangano ovviamente aperte. Si cerca soprattutto di limitare al massimo assembramenti di persone, quindi potenziare le corse in quel senso lì. Sono soppressi anche gli altri servizi urbani a Pieve di Cadore, Auronzo e Feltre. Per il servizio extraurbano da lunedì al venerdì vengono mantenuti invariati gli attuali collegamenti solo per le zone industriali più rilevanti, Agordo, Sedico e Villanova di Longarone. Diversa la questione per quanto riguarda le autolinee adibite al trasporto di lavoratori verso le fabbriche, così come le autocorse sostitutive del servizio ferroviario. Cercheremo di potenziare proprio quelli in modo da poter fare magari più pullman che possono trasportare i lavoratori. Abbiamo subito fatto già degli interventi comunque in settimana per quanto riguarda gli skibus, per quanto riguarda quelle corse che ce le stiamo un po' focalizzando anche l'attenzione per quanto riguarda la famosissima tratta Santo Stefano-San Candido. Un'operazione di monitoraggio continua, spiega il presidente Padrin, che esamina la situazione attuale dall'entrata in vigore del decreto che impone l'obbligo di restare a casa per evitare la possibilità di trasmissione del contagio. Ci sono troppe persone che affollano i supermercati, dice Padrin. Io direi di fare anche qualche approvvigionamento, perché qualche supermercato dice non entrate per fare il minimo del minimo, nel senso che fate anche una spesa un po' più sostanziosa in modo che vi rimanga qualche giorno in più, in modo da permettere a queste persone di rimanere in casa un po' di più, perché questi secondo me sono messaggi da dare. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci. In chiusura come sempre le previsioni del tempo. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Benvenuti al meteo. Il fronte perturbato abbandona l'Italia, il tempo dunque torna ad essere stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 15 marzo. Sul Veneto torna il bel tempo dopo un sabato alquanto piovoso, sarà decisamente più soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra 11 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e stabile con sole prevalente e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 12 e 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo, sarà soleggiato solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime invece tra 13 e 15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.